Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, confermata quindi la fase più dinamica in corso della prossima settimana, assisteremo a un cambio delle correnti disposte proprio dai quadrati occidentali, si ritirerà il caldo africano verso la Spagna e il Nord Africa e poi quello azzorriano invece che si dirigerà verso la Gran Bretagna, l'Islanda e favorirà quindi tale ingresso. Infatti come vediamo queste sono le concettualità, le mappe che raffigurano come avremo dalla prossima settimana un deciso cambio di scenario con un probabilismo appunto verso una fase, una giornata di martedì inizialmente con la struttura anticiclonica che avanzerà sempre più verso nord, quindi assisteremo ad una fase più stabile ancora nella giornata di martedì come verità il cluster, ma cominciano ad avanzare delle correnti più umide atlantiche come vedete tra mercoledì e giovedì faranno il loro ingresso e attenzione anche però sulla Scandinavia quando gireranno delle correnti disposte cicloniche e invieranno aria ancora più fredda verso il nord Europa e probabilmente anche il centro Europa nel weekend. Quindi questo è lo scenario che appare molto probabile ed è altamente probabile in questo caso perché è già stato confermato da tutti i modelli e abbiamo quindi una decisa svolta con la fine del caldo. Quindi la tendenza vede questo scenario con flussi instabili proprio direttamente sull'Italia, soprattutto al nord e parte del centro. Il sud risentirà meno però di questa influenza, dato che la struttura del campo anticiclonico sarà ancora piuttosto salda e avremo qualche rimonta anticiclonica dovuta alla formazione dei vari minimi che si andranno a disporre sul Mar Ligure, consentirà quindi a parte del centro e al sud Italia in modo particolare di avere qualche fiammata calda, comunque non eccezionale, saremmo tra i 34 e i 35 gradi nei valori massimi, quindi le precipitazioni come vedete saranno più frequenti su queste aree. Come dire, nella giornata di sabato questo isolamento, una piccolissima bassa pressione che andrà a strutturare sulla Sicilia porterà quindi questa instabilità frequente proprio nel weekend dopo Ferragosto, con temporali più forti, organizzati, che andranno a strutturarsi proprio non solo sul Appennino centrale ma anche su quello meridionale fino ad arrivare sulle coste, quindi questa fase più instabile andrà a coinvolgere la Calabria, anche la Sicilia, quella tirrenica in modo particolare, poi il Basso Lazio in modo particolare e con Molise, la Campania ma anche la Puglia settentrionale e fino ovviamente a raggiungere la Basilicata avremo fenomeni più isolati ma comunque intensi, blandi invece sulla Sardegna, specie quella occidentale. Per quanto riguarda domenica, cielo sereno poco nuvoloso, invece avremo ancora al nord qualche disturbo possibile nel corso delle ore pomeridiane al nord-est, proprio per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord che porteranno allo sviluppo di qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, possibilità che questi temporali possano coinvolgere anche le pedemontane e le alte pianure del Veneto e del Friuli. Al centro non avremo tanti disturbi se non comunque sull'Appennino centrale e sulle zone interne del Lazio, mentre al sud avremo più temporali sulle zone interne e quindi sulla fascia tirrenica sarà molto più evidente tra la Calabria e il comparto nord-orientale della Sicilia, oltre ad avere temperature che subiranno un leggero calo dapprima al sud, ma poi come vedete in estensione graduale. Comunque siamo ancora su valori molto sopra la media stagionale e quindi le temperature al nord tenderanno a calare solo a partire dalla metà della settimana, quindi ancora caldo molto afoso e vedete come dal lunedì i temporali saranno ancora più diffusi al sud, avremo ancora una fase molto instabile, temporali come vedete sulle medesime zone, mentre il ciclone vicino al Regno Unito tende a muoversi, a cambiare rotta per girare verso i quadranti occidentali. Quindi attenzione perché questo ciclone andrà avvicinandosi e la fase come vedete più instabile colpirà queste zone. Nelle zone puntinate saranno meno probabili ma comunque con una possibilità soprattutto nelle ore pomeridiane. Martedì ecco che si avvicina, quindi si sbloccano le correnti occidentali. Le correnti umide vanno a interagire con una massa molto calda sulla Francia e questo determinerà poi la formazione di un ciclone molto strutturato proprio per la carica e la potenza che vi sarà lì sulla Francia, che al suolo permetterà di creare questo piccolo ciclone che poi tenderà a muoversi gradualmente verso i settori settentrionali dell'Italia e il centro Europa.
Questo quindi provocherà un graduale peggioramento proprio tra il 20 e il 21 del mese, quando si attiveranno queste correnti occidentali, un definitivo cambiamento, crollo dell'estate quindi, e temperature che tenderanno a calare comunque dappertutto in generale. Il sud resisterà ancora da questa, chiamiamola piccola ondata calda, comunque tra valori piacevoli, tra i 33 e i 34 gradi. Al nord invece caleremo bruscamente, tant'è che saremo al di sotto dei 25 gradi proprio a causa dei forti temporali e della forte fase di maltempo attiva proprio su questi settori. Quindi li abbiamo visti in generale e questa sarà l'evoluzione definitiva che colpirà, in poche parole, le zone settentrionali, ma anche, come vedete, parte del centro, e andranno a influenzare anche quindi l'Appennino centrale e sul versante del medio-alto Tirreno. Comporterà quindi una precisa rinfrescata ed è molto probabile che almeno fino alla fine del mese continueremo ad avere il passaggio di più fronti instabili di matrice atlantica. Finirà l'estate? Insomma, davvero buonissime notizie. Questa intanto è l'apertura della fase ritorno di piogge e di fresco. Seguite i prossimi aggiornamenti meteo.